torniamo ai nostri ospiti e lasciamo un momento l'Ammonia e parliamo un po' con Stefano, con Silvano. Stefano, Così, ti cancello dagli iscritti. Cioè, fai ancora così. allora, e dopo tutti questi annunci Sì, ho sì, perso sì, perfino la voce. sì. Te ne Bene, do anch'io qualcuno. eh, Allora, il 23 aprile abbiamo sempre a Pove Daniele Longo, che anche lui è un contattista, che quindi gli dicono come posizionarsi e fare delle foto meravigliose, eccetera, anche filmati. Poi il 13 maggio c'è l'Ammonia, il 10 giugno c'è Umberto Baudo, e insieme a un'altra persona che adesso mi sfugge il nome, e venendo qui ho ricevuto una telefonata che il 24 giugno ci sarà una medium che farà degli esperimenti, è una medium non di quelle diciamo fanfarone eccetera, no, una medium seria, che poi successivamente faremo un'iniziativa su Adasiago, ma lì è tutta una storia da costruire. bene, allora Silvano, ci sono novità nell'ambito, nel tema dei logico? C'è qualcosa di nuovo? Allora, prima di parlare di quella cosa lì, per fare un stacchetto rispetto a una cosa seria di cui parlava Monia, e siccome mi è successo la brutta storia della multa e che poi devo andare a fare immediatamente la revisione, se no mi bloccano, mi tirano via anche la patente, ti racconto un'altra vicissitudine che ho vissuto parecchi anni fa. C'è stato un periodo che andavo a imparare il tedesco a Bassano, e Bassano è gemellata con Mühlacker, come si pronuncia, e noi che facevamo tedesco siamo andati una settimana a Mühlacker per in qualche modo accentuare la nostra cognizione di quella lingua teutonica che è impossibile, insomma, ecco. Poi quando sento io sono ich, du bist, vabbè, è una cosa molto culturale. Siamo partiti ad andare a fare questa gita di una settimana lì, è venuta anche mia moglie, andiamo con una corriera di Crespano, il paese dove facevamo incontri, ne abbiamo fatti parecchi lì. Siamo partiti con questa corriera. Per strada, la prima cosa che accade, abbiamo capito che c'era il ghiaccio, era d'inverno, c'era il ghiaccio all'interno dei vetri, non all'esterno, perché all'esterno è normale, all'interno c'era del ghiaccio. Ci siamo accorti che sulla porta, quella che si apre e si chiude per far scendere e salire le persone, c'era un foro così. Mi fa l'autista, la gente reclamava perché faceva troppo freddo. Anzi, se c'è qualcuno che è all'ascolto e che ha fatto quell'esperienza traumatica con me e mia moglie, telefoni, perché veramente sono passati tanti anni. E insomma mi dà uno straccio che era un bel balocco di straccio e fa: beh, metti questo, almeno ci ripariamo dal freddo. Butto lo straccio se ne va fuori da quanto grande era il foro di uscita, quindi non teneva niente. Partiti da Bassano, arriviamo a Merano e vediamo che va verso il centro di Merano. Abbiamo detto: non è in programma passare per Merano. No, devo andare a cambiare le ruote. Ci siamo fermati, noi un'ora e mezza col freddo gelo a Merano per cambiare le ruote, e già questo non va tanto bene, se vuoi. Finalmente arriviamo a Mulaca, facciamo la nostra settimana, a ritorno a München, Monaco, striscia una macchina, l'autista è addormentato, proprio dormiva, infatti erano 36 ore che non dormiva, era il titolare anche di quell'azienda. Striscia la macchina, ci portano in gendarmeria. Tutti qua, alla corriera ovviamente, noi eravamo dentro, cosa facciamo? E lì li fanno, tirano giù tutti i dati che servivano e ci mandano via in qualche modo. Stiamo arrivando verso casa, passiamo Trento, a Trento c'è una piccola salita, la corriera si ferma e non parte più. Ragazzi, dobbiamo scendere e spingerla perché non ce la facciamo. Poi nella discesa poi penso che funzioni. Siamo scesi tutti a spingere la corriera e sembrava
alle gag che fanno vedere in televisione, tutti noi a spingere, arrivati in cima poi siamo saliti e nella discesa è riuscito a rimetterla in moto. Ecco, un'altra tragedia così non l'ho mai vissuta. Comunque, novità sull'ufologia, ma ce ne sono sempre, sono costanti gli avvistamenti, le foto, i filmati fatti. È chiaro che le novità poi le mettiamo sul nostro sito o ne parliamo nei convegni che facciamo, ci riserviamo quei 10-20 minuti per parlare delle novità, quindi ci sono sì, rispetto alla tua domanda. Bene, ma non hai niente da raccontarci di questa novità oppure... No, di questa novità no, sono dei semplici avvistamenti, ma sono tanti che si fanno anche qui da noi. Nel Veneto, insomma, visto che noi Qui siamo c'è un gruppo ufologico la da Francesca che ti dice Silvano, il 10 giugno ci sono Dora Rasà e Mao Veronesi. Ciao. Ah, ecco Mao Veronesi, sì, ha ragione. Brava, scusami Francesca. Ma... Sì, Francesca. Ciao Francesca. Sì, era Francesca. Sì, che si è dispiaciuta per la mia multa. Grazie del tuo dispiacere, ma va bene, dai, pazienza, cosa vuoi fare? Bisogna fare, ecco. E poi il 24, Francesca, ti dico, ci sarà da fare un'altra locandina con la medium e un altro signore che adesso non ricordo, ci ho segnato tutto a Ma casa. io posso fare una domanda? Sì, però volevo chiedere una cosa, qui mi chiedono, ma la Monia è la signora del Circolo Ighina? No, assieme a Otello ho fondato il Circolo Ighina, assieme eravamo in 4-5 amici, abbiamo fondato il Circolo Ighina tantissimo tempo fa. E poi tante cose da fare, ognuno ha i suoi intenti e quindi ci si è un po' divisi, mentre il circolo esiste ancora. Ecco, insomma. invece qui abbiamo un piccolo Sandro che probabilmente dovresti conoscere. Questo è un ragazzo di 11 anni che ha molte delle caratteristiche del bambino indaco. Infatti dice ciao, un abbraccio straluminoso, atomico, esplosivo di gioia, solare con augurio di buon inizio settimana, piccolo Sandro. Questo è un ragazzo che ha molte delle caratteristiche che hai elencato prima, sì. E poi ha difficoltà proprio a relazionarsi o lo vedono come sa scrivere in una maniera incredibile, veramente è molto molto avanti. Quindi un abbraccio a piccolo Sandro, magari spero che avrai la possibilità un giorno di incontrare Monia, Volentieri. o magari, ma infatti Sandro, fatti accompagnare a Pove dei Grappa il 13 giugno, volentieri, perché... mi piacerebbe, fatti riconoscere. Sì, ma lo riconosci. Mi piacerebbe. Fatti accompagnare, prendi praticamente la data, mettila nel calendario, 13 maggio a Pove dei Grappa. Sì, se va sul nostro sito trova tutte le date, tutte quante le locandine. Che il suo sito è www.ufoveneto.it. ufoveneto.it. Sai che bello che sarebbe se ci dassimo appuntamento, chi già si è riconosciuto indaco, si desse appuntamento quel giorno e potesse portare la sua testimonianza, la sua realtà, non sarebbe bello? Che tempo ce l'abbiamo? Abbiamo un sacco di tempo, tempo. vorrei sentire solo me parlare. Anzi, hai fatto l'invito e Vero, quindi sì. bello, No, va benissimo. Infatti Marina e Agata dice ciao ragazzi, come scoprire i propri talenti, le proprie percezioni? È un percorso, scoprire i propri talenti è un percorso e poi ci sono talenti vecchi, antichi, che a noi ci vengono proprio bene. Per esempio, per dare un'idea a queste due ragazze che scrivono, a me riesce molto bene disegnare. E non è mai stato un problema, disegno molto bene, le copertine dei miei libri spesso, diciamo quasi tutte me le sono fatte io, però non è la mia modalità per portare il mio contributo al mondo. E quindi nel momento stesso in cui lo faccio per un progetto va bene, se cominciano a commissionarmi cose mi viene una strana nausea, come se la mia anima mi dicesse no Monia, guarda che il fatto che ti venga bene non significa che tu debba far questo, oppure un po' come quelle persone che cantano divinamente che dice ma perché non fai il cantante, no? Non parlare sempre di me, parla anche degli altri. E quindi in realtà attraverso il discernimento noi iniziamo a imparare cosa ci viene bene e cosa no. Ma non basta, abbiamo detto adesso, bisogna anche che sentiamo uno strano stato di felicità mentre facciamo quel che facciamo, e quello strano stato di felicità è il nostro dare, è il nostro senso per il contributo che stiamo dando al mondo,
per consumare le risorse. Quindi io respiro, consumo le risorse, mangio e in cambio dovrei dare i miei contributi. Questo è perfetto. Nel momento in cui io non faccio questo, comincio ad ammalarmi, a stare male, a soffrire. Ora è importante capire quali. Quelli che ci danno piacere sono i talenti giusti. Quindi anche questo può essere un termometro. Quindi hai capito, Agatha, cosa intende. Poi Francesca, mi metto all'opera per la locandina. Monia, mi hai parlato dritto al cuore, grazie, grazie, grazie Francesca. Ma grazie a voi, grazie. Bene, allora torniamo a Silvano, raccontaci un po' qualcosa di quello che sta accadendo. Ci sono cose, per esempio questi nuovi pianeti a voi al I centro, 7 pianeti dicono qualcosa? della È stella qualcosa nana. No, non dicono niente di particolare, perché noi da sempre diciamo che ci sono tantissimi pianeti che hanno le stesse condizioni di vita che c'è sulla Terra, quindi perché non ci deve essere vita lì? Magari un attimino più evoluta della nostra, perché magari lì Cristo anziché ucciderlo l'hanno accettato, o la forza cristica, chiamiamola come vogliamo, non cambia niente. E noi invece l'abbiamo ammazzato, per cui abbiamo ammazzato quello che era la novità, che era la novella, ecco come si dice. E lì invece magari se non l'hanno ammazzato, la loro capacità sia scientifica che religiosa ha fatto sì che lo sviluppo delle conoscenze sia stato molto molto più rapido di quello che è stato da noi. Senti, è molto importante per me, diciamo, che dai una tua spiegazione, una tua versione rispetto alla, sai che abbiamo fatto due lunedì fa, Sì. abbiamo avuto in linea al telefono per 2 ore e mezza Matteo Sì, Tenà, Tenan, perché poi sei entrato anche tu, no? Hai fatto la tua chiamata, ma avevamo un po' di problemi tecnici. sì, sì. No, perché Matteo porta avanti una sua teoria, io non so se effettivamente da dove derivi questa sua certezza, diciamo, nell'ambito nell'andare a stabilire che ci sono gli alieni così cattivi, così... Ma in effetti, la cosa bella del nostro gruppo è questa: noi diamo la voce a chiunque abbia qualcosa da dire. Infatti noi non ci fermiamo solo sulle persone che parlano di ufologia, ma facciamo parlare anche le persone che parlano di spiritualità, le persone che parlano di bimbi indaco, eccetera. Quindi noi diamo la voce a tutti quanti, diciamo, le persone che hanno qualcosa da dire. Certo che poi diamo anche un indirizzo ai nostri iscritti. Io quando ho telefonato, che ho detto non sono assolutamente d'accordo con Matteo Tenà, ho cercato di spiegarlo, ma era difficile perché avendo la radio accesa, quello che io dicevo mi arrivava dopo 26 secondi, quindi era difficile. Il motivo è questo: uno, se hanno avuto la capacità di evoluzione tale da poter creare lo strumento per viaggiare nel cosmo, vuol dire che spiritualmente sono molto elevati, altrimenti non avrebbero raggiunto questa tecnologia estremamente sofisticata. Quindi se sono spiritualmente elevati non possono essere cattivi, perché delle due una, o uno è elevato o uno è terra. Molto probabilmente Tenan, sbagliando, si basa sulla capacità che ha l'uomo, che se noi andiamo sulla Luna andiamo per impiantare la bandiera della Russia, dell'America, qua è mio, qua è tuo, e invece magari sulla Luna c'è già una base aliena che gli hanno detto qui non venite più. È stato fatto esplodere una navicella americana perché stava andando con uomini dentro, c'era, mi ricordo, anche una maestra, un insegnante, proprio perché il loro compito era di andare sulla Luna a far esplodere una bomba nucleare per vedere l'effetto che fa in mancanza di atmosfera, cioè con poca atmosfera, eccetera. E questi l'hanno fatto esplodere e hanno fatto bene, dico io, ok? E secondo me se facessero esplodere anche qualche aereo che fa le scie chimiche qua nel nostro pianeta, io le batterei le mani, perché sono degli esperimenti che sono contro l'uomo, contro l'evoluzione spirituale dell'uomo, per tenere l'uomo assoggettato a quella che è l'economia del nostro pianeta, come diceva il Papa in questi giorni qua, che tutto viaggia sui soldi. Io mi ricordo quando ero ragazzino, avevo un amico che era un prete di Rossano Veneto, Don Vittorio, ricordo ancora, poi è morto in un incidente stradale a Padova, nella zona di Padova, a Vigonza, a Vigonza.
era una persona eccezionale, e c'era invece un vecchio parroco prima di lui che diceva che l'uomo ha abbandonato il dio Trino per il dio Quattrino, e non è che è andato in avanti, è andato indietro. E quindi, ecco, per questo motivo io ho contestato quello che diceva lui. Poi può darsi ci siano delle razze non conosciute, ma non necessariamente aliene. Ma tu Perché sai perché, Matteo? nel nostro interno del nostro pianeta ci sono due razze, due continenti, Eldorado e l'altro. Quindi, se sono provenienti da questo No, continente. ma la domanda che mi sono dimenticato di chiedere a Matteo, Sì. ma lui per che motivo porta avanti questa sua tesi? Quali sono le ragioni che lo fanno credere Perché in lui questo? crede a quelli che hanno fatto regredire le persone sotto stato ipnotico, e sembra che queste persone siano state rapite, eccetera. Io ho conosciuto tramite Antonio Chiumento, che è uno dei più grandi ricercatori ufologici a livello nazionale, senza dubbio, faceva una trasmissione in canale su 4, sì, non della RAI, no, della rete Finives, rete 4 della Finives, e c'erano due cugini che erano stati rapiti, e c'era un dottore che veniva dall'America che aveva portato degli oggetti che erano stati estratti dal corpo di persone, e anche loro avevano, siccome erano tutti e due pelati, nel filmato si vedevano benissimo, avevano qui una specie di cupoletta, no? E hanno analizzato, era qualcosa di metallico. Loro si sono accorti, sapevano in qualche modo di essere stati rapiti, ma non per fare degli esperimenti su di loro, perché da quando loro poi sono stati rilasciati, loro pensano che avevano in corso un tumore, e con questo meccanismo li hanno fatto superare il periodo tumorale, non solo, ma la capacità apprenditiva di questi due cugini, erano due cugini, è triplicata. Cioè, una volta per imparare una poesia dovevano leggerla 50 volte, con 2 o 3 volte imparavano delle poesie anche difficili. Quindi ho detto, perché me la devo tirare via questo strumento che ho già? Me lo tengo, Certo. è caro anche, è caro. Quindi non è detto che non possono essere stati rapiti delle persone, ma non per fare esperimenti, per ammazzarli, quello lo facciamo già noi. Ma ci possono essere comunque tanti intenti in base all'evoluzione di queste creature, come noi qui siamo di tanti intenti, anche loro possono avere tanti intenti. Ci sarà quello malintenzionato che ha tutto l'interesse di lasciare la terra che ci si azzuffi tra di noi, come invece che c'è quello che sa quanto è importante che la terra continui a esserci, perché fa parte di un equilibrio macroscopico. Quindi io penso che ci siano tante anche lì. No. No, dici che è solo una. No, sono tante razze, tante Tante specie abitanti di vari E pianeti. dici che c'è un solo intento. C'è un regolamento, un comandamento, chiamalo come vuoi, l'ha portato Cristo sul nostro pianeta: ama il prossimo tuo come te stesso. Questo è l'unico comandamento che permette alle persone di viaggiare nel cosmo, altrimenti non viaggi nel cosmo. Questa razza terrestre non andrà mai fuori dal sistema solare, perché andremo per far guerre, andremo solo per conquistare, andremo solo per uccidere. Non si spiega perché dopo l'eccidio che è stato fatto sugli ebrei si pensava che nel mondo cose del genere non dovessero più accadere. Ogni giorno stanno accadendo queste cose qui, e quelli che arrivano qui, extracomunitari, 1500 anche oggi sono stati portati in Sicilia, passano di che guai terribili. Hanno arrestato l'altro ieri o ieri uno di colore, un nero, che torturava queste persone con il filo elettrico sui piedi, con le cicche, spegneva le cicche sui piedi, bastonava per avere più soldi, per farsi mandare soldi dei parenti in casa, eccetera. Questo è l'uomo. L'ISIS cosa sta facendo? Sgozza le persone così, per gusto, in nome di Allah. Ma quale Allah? Allah non è certo quello, almeno la parte spirituale dell'Islam certamente non dice uccidi quello che non la pensa come te. No. E se fosse così è meglio che Allah stia là. Ma credono in sostanza che chi è che è un infedele
non ha le sensibilità, quindi quello che considerano praticamente delle scatole vuote le persone che non hanno una fede. Ecco, questo è un po'. Sì, questo è, ma è chiaro che si comportano così proprio per questo motivo. Lui dicono chi non crede nell'Islam Non è un uomo, è uno non ha da spirito. uccidere. No, no, è uno da uccidere proprio, non è che dicono Ma non è- perché dicono che non ha lo spirito? Cioè, se uno non crede, se uno non ha questa, un po' il ragionamento che ti facevo prima, no? Sì, Cioè, non è un uomo. chiaramente è Sì, una cosa non un è po' un uomo, esagerata, è una ma cosa abominevole, è una cosa assurda che non esiste. E se queste persone vengono qui e sono qui, io attraverso testimonianze di contattisti so che hanno delle basi, poi stiamo organizzando con la Media andare su ad Asiago a vedere la famosa base di Asiago che ho scritto sul libro. E a proposito, è ancora liberi da ce n'è vendere? ancora qualcuno. Sì. Sì, sì. Quindi l'ABC dell'ufologia. L'ABC dell'ufologia e delle dimensioni parallele. Che no, è un. Sì, sì, ce n'ho ancora, non ne ho tantissimi. Quindi ma ancora ne ho. se qualcuno è interessato, se viene il 13 oppure Sì, gli sì. appuntamenti Sì. prima, Ci no, in sono, aprile. ma anche tu porti i tuoi libri, non c'è problema perché le persone che fanno le relazioni nei nostri convegni li invitiamo a portare, se hanno scritto dei libri, i loro libri, insomma, anche per guadagnare qualcosa, Sì, che beh, non fa mai intanto schifo perché è- per lavorare, per riuscire a produrre ci sono delle sì, spese sì. e quindi No, beh, è ma giusto. è un'opportunità per chi li È, legge. è un'opportunità per chi li legge, per chi anche li legge. perché sono delle esperienze Eh. estremamente importanti. Cioè, faccio vedere una cosa, c'è una contattista di Marostica, Stai vicino alla. sì, una contattista di Marostica che di notte, alle 3 di notte, col cellulare, vedi che c'è qualcosa qua, si vede pochissimo, ha fatto questa foto, lei aveva visto un'immagine di una persona con un camice lungo, ma era solo energia. Quando l'ha fotografata è venuta fuori Così, questa è qui. uscito io sto vedendo una specie di alone Di nella alone. notte, un alone rossastro nella Sì. notte. Dopodiché questa energia gli ha detto: se tu vuoi vederci meglio, perché sono i tuoi occhi che non riescono a vedere noi, perché il tuo cellulare funziona tramite l'energia dei tuoi occhi, devi elevarti spiritualmente. Allora mi ha chiesto cosa fare, gliel'ho detto, ha provato, dopo 6 mesi ha fatto la seconda foto, gira la pagina. Wow! È un alone molto grande dove dentro ha tutta una geometria a cerchi. Dopo altri 3 mesi è riuscito a individuare 3 di queste Di queste entità. coscienze una è di una luce, cioè praticamente non emana luce, è luce, È la luce di fatto. è luce, ha una bella polarità viola e poi un azzurro e dentro è luce. Sì. E poi ha dei satelliti più piccoli. Sì, delle energie, sono altri alieni, sono 3 alieni. Questo secondo me è principale. Io ho scritto nel libro, per me questo è la luce con la L maiuscola, quindi chiamalo Dio, Allah, quello che vuoi, insomma, non mi interessa. L'evoluzione che ha fatto questa signora è eccezionale, perché è riuscita a imporsi una vita molto finalizzata all'aumento, alla crescita della sua spiritualità, ci è riuscita bene. D'altronde noi vediamo ciò che abbiamo imparato a vedere, quindi. Brava, veramente è così. Ok Renato, Quindi è per questo che contestavo a Tenan, però io sono contento di quello che dice, l'ha detto anche al nostro convegno e anche lì gli ho risposto direttamente che per me non è così, ma che però fatto salvo il suo modo di pensare ci mancherebbe altro. Certo. Lui è un ricercatore molto bravo, sul piano spirituale secondo me non tanto. Conosco lui, l'ho Carlos portato Diaz. a Montegrotto, sì, È fantastico. tantissimi anni fa e ci ha fatto vedere quello che tu adesso hai Sì. pubblicato qui, che è Carlos Diaz, che è un Diaz. contattista Sì, sì. interessante. E quello che è importante, gira la pagina un attimo, Con, è questo. con il circolo gli avevamo portato. sì. Questa foto
Perché C'è la discesa, c'è un disco, rappresenta un disco molto molto strano, sembra quasi lateo ma rosso, sì, una sì. sostanza come lattosa, e poi ha un raggio che discende come se stesse Raggio, discendendo qualcuno. raggio trattore, no, Cos'è? che attira. Quello ti prende su. Ma nella storia, spiego la storia, c'era un giornalista. Ah sì, la conosco questa storia, La conosco. raccontala, perché è Sì, fenomenale. c'era un giornalista che non credeva alla veridicità di queste Carlos fotografie. Diaz. Carlos Diaz era un fotografo professionale e quindi faceva filmati, io ho comunque filmati suoi, filmati, foto, eccetera. Questo ha detto sì, va là, tutte quante, tu sai fare così bravo il fotografo che riesci a fare Con gli effetti. degli effetti particolari. No, no, e allora voglio vederli anch'io. Vengo io e il mio fotografo personale, era un giornalista, ho detto dimmi l'ora e il giorno. L'ora e il giorno erano vicino a casa sua perché lui abitava in collina, aveva un piccolo colle vicino, e all'ora esatto è apparso questo disco. In una frazione minimale di secondo appare questo disco butta fuori il raggio trattore perché voleva visitare la navicella, lui voleva visitarla e ha cominciato a sollevarlo da terra. Quando si è sentito sollevato da terra ha cominciato a gridare come un forsennato: aiuto, aiuto, mettetemi giù. E i fratelli cosmici hanno capito che non era maturo per fare questa esperienza, piano piano l'hanno adagiato di nuovo per terra e sono spariti. Quindi anche un rispetto di quella che è l'evoluzione della persona, no? Bisogna che rispettano. Ecco, queste astronavi sono di plasma ed è un tutt'uno, sia le astronauti che l'astronave, è plasma allo stato puro. E quindi Sì, una forma che noi non conosciamo. no, ma chiaro. Noi siamo abituati alle cose, avere i piedi per terra, anche se siamo su una palla che gira, che ruota a una velocità incredibile. Quindi quando le persone dicono io ho i piedi per terra, no? Oppure devi avere i piedi per terra, poi gli dico scusa, ma sei su una terra che ruota, che si muove a una velocità quindi ti muovi incredibile. anche tu, esattamente. Siamo abituati alla dualità, Sì. mentre loro, che sono coscienza, si medesimano con te che sei coscienza e diventano un'unica coscienza. Non c'è più Renato e Monia, c'è la coscienza, Sì. come un po' accade per l'anima Infatti degli c'è il animali. Capitan Harlock che ci dice ma ci credete davvero? Non lo saprai mai. Lo vedi anche tu allora. Ma su Carlos Diaz la cosa importante è questa, che loro ci sono anche quando lui ha già messo la telecamera, sono già lì, poi loro devono impoverire la loro frequenza Sì, perché il problema è di e frequenza. quindi soffrono a fare in modo di regredire nel loro stato normale, e però si fanno vedere in quel modo là, non c'è nessun altro modo. Ma per sai, farsi qui vedere. siamo abituati a dire che credo se vedo. Sì. Infatti quando io parlo dell'aria, no? Quando Sì. io parlo della qualità dell'aria, e dico, ma pensate quanto importante è l'aria, no? Lei dice che, dico alla signora, lei dice che non crede a ciò che non vede, no? Provi a fare a meno di respirare per un po' di minuti e vede quanto importante è l'aria che non vede. Che non si E vede. spiego sempre che comunque noi abbiamo dai 100 ai 400 MHz che noi abbiamo la vista, no? Ma tutto quello che è prima e quello che è dopo noi non lo vediamo. Nonostante ciò, Renato, noi possiamo anche non essere attrezzati a vedere perché c'è il limite biologico dell'occhio, però posso vederne gli effetti. Per esempio l'aria non la posso vedere, però posso vedere se c'è tanta aria, l'effetto che fa se butta giù un albero. Quindi basta soltanto essere un po' accorti, ci sono alcune cose che nonostante non si possano vedere, posso vedere gli effetti che fanno. Sicuramente, ma come ho detto bisogna essere dei osservatori. Degli osservatori. Il problema è che praticamente il sistema ci ha reso talmente pieni di impegni e di pagare le multe e via di seguito Non toccare quel tasto lì. Mi ricordi? Mi ricorda qualcosa. Ma tu sapessi Monica quanto era arrabbiata, non hai neanche l'idea. Sì. Sì. Io no, perché è colpa mia. Non Lo ho so, ma non è che- controllato, non e è che quindi può- mi arrabbio con me, mica con gli altri. Sono Sì, arrabbiato ma con me stesso. non possiamo È essere la in un memoria che mi sistema. frega, ormai 71 anni, sono un vecchio. Quanto hai? rudere. 71 anni? Già fatti a febbraio. Madonna, sei Infatti a febbraio. bravissimo. E l'ultimo incontro che ho fatto di karaoke, una signora fa, sapendo che mi diletto di ufologia, ma perché non si fa vedere a tutti quanti noi altri?
Questa è una prerogativa che hai tu terrestre, loro non hanno queste necessità. Loro si fanno vedere, certo, ma da chi vogliono loro farci vedere? Infatti Carlos Diaz si facevano vedere perché l'avevano contattato e perché lui era salito su questa astronave e lui è rimasto veramente sbalordito della tecnologia e la spiritualità che avevano questi esseri. Ma mi puoi spiegare una cosa? Dimmi. Beh, arrivano continuamente un sacco di messaggi, adesso andremo poi a Ok. leggerli. Voi mandate pure, poi li leggiamo tutti. Ma il fatto stesso, sai che per esempio in Cina un'astronave ha bloccato un aeroporto, no? Sì, sì. E questo, In Germania, no, anche in Cina. anche in Germania, è già scritto su oggi, su tutti i giornali. Ecco, è però uscito. per esempio quello della Cina, se tu vai a Sì. vedere su YouTube, trovi diciamo, il telegiornale, anche il Sì. TG5 che ne ha parlato. Se Sì. tu parli con 100 persone, non ce n'è uno che si ricorda di aver sentito sul TG5 quella. Come mai che tu ti sei Sì, fatto sì. una spiegazione No, ma perché la- c'è chi vede e chi non vede? Non so. Come l'ultima mia, Sì. sai che ti ho raccontato, no? Sì. Quella di Verona. Ma dico, eravamo in autostrada, voglio dire, perché l'ho visto io e non l'hanno visto tutti i migliaia di persone che passavano in quel momento? Questo è Tipi- facile. infatti. Perché la gente non alza gli occhi verso il Quel cielo, non guarda. guardano in terra per vedere se trovano qualche moneta, qualche euro, sperano di diventare ricchi così, ma invece per vedere qualcosa che è nel cielo bisognerebbe guardarlo il cielo ogni tanto. Giustamente. Però se stai guidando evidentemente è bene non non guarda. guardare il cielo finché si No, guida. non è ecologico. Prima e dopo sì, ma poi c'è un altro motivo. Loro con due persone che fanno la foto orientata nello stesso punto, a uno viene fuori l'oggetto, all'altro non viene No. fuori l'oggetto. Perché? Bisognerebbe chiederlo Chiedo a loro. loro. Intenzione selettiva. Bisogna che prendiamo un po' di domande e poi glielo chiediamo. Certo, Ma la certo. settimana scorsa sono andato, sì, 2 settimane fa sono andato a sentire Marina Tonini, no? Sì. Che lei ci Ah, racconta, che ci racconta sempre, io l'ho conosciuta a un tuo convegno, Sì, sì. e racconta sempre queste, ma le racconta in un modo talmente semplice, talmente naturale, no? Che ti viene anche da crederci. Ti spinge a credere. Ti spingi a crederci, quindi. Sì, quello sì, quello sì. Allora, va via. Allora, come al solito, ma sono qui che. Stai a guardare se c'è qualche domanda particolare. Sì, no, perché sai, ci sono quelli che approvano, quelli che non approvano, quelli che dicono che per me è una vostra cazzata. Va bene. No, ho letto, come al solito queste notizie le avete solo voi. Dimmi quando in Cina un'astronave ha bloccato un aeroporto, addirittura in Germania, vorrei almeno la data circa, così vado a vedere se è vero, per me è una vostra cazzata. Non occorre la data, basta solo che vai su YouTube Esatto. e digiti, fai praticamente un UFO montone- in Cina. UFO in Cina blocca aeroporto. Esatto, vai a vedere. Oppure Berna. Berna, anche Berna, questo non l'ho mica visto. No, Però- Brema, scusa, Brema, non Berna. Brema, Brema. che Berna è in Ha Svizzera. bloccato, l'hanno dato sul telegiornale nazionale loro, traffico bloccato per questo motivo, presenza di UFO nel cielo di Brema. Quindi basta andare, digitare un po' di voglia di sapere, perché uno se non sa è perché non vuol sapere. Quindi può darsi che siano cavolate le nostre, ma infatti noi non pensiamo mica di avere la verità, noi esprimiamo il nostro giudizio, il nostro pensiero. Chi si trova col nostro giudizio, il nostro pensiero, ben venga. Chi non si trova, amici come prima, non cambia niente. Sì, però almeno diciamo se noi torniamo un po' bambini e mettiamo la curiosità del bambino, questa Sì. qui ci aiuta a fare un passo oltre, no? Sì. Bisogna fare qualche passo, perché è inutile criticare prima di Certo, fare ma un ci sono passo delle di persone che approfondimento. non vedono oltre la punta del naso, per cui sono molto, mi dispiace per loro, anche perché fanno una brutta vita e se non credi a niente, già è difficile credere alla politica, credere alla religione, credere a tante cose. Non credi a niente, cosa fai? Ti conviene spararti. Perché questa è l'alternativa, non è che ce ne hai tante, E poi fanno una vita. Io insegno sempre, dico sempre alle persone, imparate a sorridere. Lo diceva Madre Teresa di Calcutta, un sorriso non costa niente, ma dà tantissimo alla persona che ci sta di fronte. Cosa costa sorridere? Imparate a sorridere. Oltretutto, sorridendo, acquisiamo energia noi. Facciamolo perlomeno a livello egoistico.
Esatto, Facciamo se non a altro. livello egoista, perché tanto che tu sei triste, che tu sei allegro, le tue tasse te le devi, anche le multe, te le devi pagare comunque tu, nessuno si sostituisce a te. Eh. Allora perché mi devo rovinare il fegato? Cerco di essere allegro anche quando le cose non vanno Allora, come domanda, vogliamo. ma sono aumentate il numero delle apparizioni o sono diminuite nel 2016? No, non sono né aumentate né diminuite, sono sempre quasi le stesse, difatti ci sono alcuni diciamo che sono iscritti al nostro gruppo o che pure leggono il nostro gruppo su Facebook che mi inviano foto molto interessanti di avvistamento di questi oggetti, per cui ci sono sempre stati, ci saranno sempre, non è che non ci sono. Ecco, tanto per te Monia, no? Questo ragazzo che è un ascoltatore qua della radio e partecipa in maniera veramente che è piccolo Sandro di Treviso. Allora, mi dice, intanto c'è l'865 che dice Carlos Diaz, l'ho visto anch'io al Circolo Iguina. Ah, vedi che c'era qualcuno quella volta che l'abbiamo fatto venire. Ecco, ecco. Allora, Marte e gli altri pianeti del Sistema Solare ci siano le prove della loro presenza e di fatti non mandano più astronauti a visitarli. Ciao Filippo. Non mandano. Non mandano. Mandano ancora? Non è che non li mandano. È già in programma per il 2028 l'arrivo di un'astronave con persone dentro, su Marte. Poi Sandro ti chiede, Monia, cos'è un bambino indaco? A me piace ricercare, domandare, leggere, condividere quello che imparo, confrontarmi con gli altri perché nel confronto si impara, si cresce. Non mi piace studiare le cose imposte, piccolo Sandro. Sì, ed è un altro problema che hanno questi bambini indaco. Il fatto che, essendo che hanno un senso del vero molto interiore, fanno fatica a studiare quello che gli dici. Ma d'altronde, Renato, se tu sapessi com'è dentro di te è andata la storia, no? Per esempio, mettiamo Garibaldi. Se tu avessi la possibilità di sapere nel tuo mondo interiore cosa è successo veramente, avessi un senso della verità, ci staresti a studiare qualcosa che ti viene imposto e senti che è una serie di frottole infinite, che la storia l'ha scritta chi ha vinto, e ce la faresti? No, quindi io capisco questo piccolo Sandro perché alla fine senti di essere interessato più a quello che ti piace piuttosto che a quello che senti che non ti è affine, quindi ci credo. I bambini indaco appunto sono, per chi magari si è sintonizzato adesso, sono dei bambini che sono arrivati sulla Terra, sono iniziati a essere visti, a essere notati dopo il 76, molto rari, negli anni 70 molto rari. Dopodiché sempre di più, adesso noi ne abbiamo veramente tanti nell'86 e ora come ora quasi tutti quelli che nascono hanno questa caratteristica indaco. Cioè sono bambini che sono attrezzati di sensi diversi, quindi non hanno solo i sensi canonici, ma hanno anche, non so, un senso visivo molto sviluppato, quindi sono in grado di vedere e di connettersi immediatamente alla persona e capire se sta bene, se sta male, e se sta bene, se sta male, perché sta bene, sta male, quindi come se avesse dei sensori interni. Quando legge qualcosa, parlo di bambino ma anche di adulto indaco, perché questi bambini a un certo punto crescono, parlavo prima che alcuni di questi adulti indaco potrebbero già essere nonni, se guardiamo bene. Quindi riescono a mantenere le caratteristiche del bambino anche da adulto, per esempio quella immaginifica. Riescono, non so, mentre tu gli racconti qualcosa, loro riescono a vedere quello che gli racconti, proprio come un bambino, a sentirne addirittura un senso di olfatto di questa vicenda, vedi i colori, senti i suoni, pur magari non avendo veramente visto in vero quel fatto, cioè gli si attivano delle facoltà sensitive, chiamiamole così, proprio nel senso di sensi interiori che non si dovrebbero avere, oppure riescono a dirti quella persona ha un odore che non mi piace e ha un suono che non mi piace, ma come fa una persona ad avere un suono? Ecco, sono in grado di sentire delle cose e di vedere delle cose che normalmente non siamo abituati a delineare o descrivere nel mondo dei sensi comuni. Questi bambini, se li lasciamo funzionare, senza rinchiuderli dentro a sistemi che li facciano sentire così diversi, formano una specie di contagio, di virus,
e elevano tutti gli altri, cioè sono venuti sulla Terra praticamente in buona sostanza, piccoli o grandi che adesso siano, a migliorare le sorti del mondo, riconnettendoli al loro cuore, perché diciamocela, non è che se andiamo avanti così andiamo via bene, siamo destinati come si dice, all'estinzione noi esseri umani se continuiamo così, quindi c'è bisogno di un essere umano nuovo, più attento all'ambiente, più attento al voler cambiare ciò che adesso fa attrito, a ciò che adesso non è ecologico, non funziona bene, e così è, nel senso che le aziende che non si adegueranno entro il 2019 a questo, a quello che sto dicendo, saranno destinate a chiudere perché non saranno più allineate ai bisogni delle persone, bisogni che dovranno essere allineati a questi nuovi sensi. E a me veniva tanto da ridere, Renato, quando tu mi dicevi che nel tuo negozio tu fai sentire agli architetti il legno, se fa bene, se fa male. A me veniva da ridere, perché dicevo, cavolo, ma più indaco di così, ma si rende conto di cosa sto dicendo? Oddio. No, Capisci in che bellissimo, senso? sì. Io spero di aver reso un po' l'idea. No, l'hai In che reso, senso? basta solo che Silvano spenga il cellulare, perché oltre alla telecamera anche il cellulare. Sì, No, succede tutto in radio, eh? abbiamo tantissime chiamate, però non lo so. Intanto ti dico, è per te, sai Silvano, dice ciao, sono Andrea da Caspano, se la corriera era di chi dico io, siete stati fortunati ad essere tornati interi. No, volevo solo un attimo... Penso di sì, penso che sia di quelle. Tieni presente che era... Allora, aspetta. Rimane ancora il mistero sull'oggetto volante che giovedì scorso ha causato la chiusura di un aeroporto in Cina. Sull'avvistamento stanno indagando le autorità militari. In una foto scattata da un passeggero l'oggetto volante appare come un grosso aereo bianco e rosso con delle luci laterali. Gli impiegati della torre di controllo invece hanno dichiarato che sui radar non compariva alcuna segnalazione di velivoli in volo. Tiè! Ecco, allora queste sono le cazzate, perché questo Capitan Locke ha detto che, guarda te lo leggo, perché insomma praticamente quando si parla, noi qui stiamo cercando di dare delle informazioni, quindi dice nessuno ha mai dato questa notizia, in fin dei conti, fino a prova contraria, no? Quindi, carissimo amico, vai a informarti di quello che diciamo noi, no? Questo era il TG1. Abbiamo eliminato la prova contraria. Quindi, vedi che figura che hai fatto, visto che Sì. sono delle cazzate, no? Certe persone dovrebbero mettere in moto il cervello prima di parlare o scrivere. Va bene, Va bene, intanto dai. abbiamo fatto anche questa... Bravo a chi te l'ha spedita. No, Ah, l'hai beccata tu? Sì. Bravo, allora bravo a te. Bravo a te. In realtà veramente anch'io, non guardando molto la TV, non avevo sentito questa notizia, ma non sono le cose, è come tu reagisci alle cose, cioè il fatto di mantenerti aperto alla possibilità ti fa imparare un sacco di cose. Se invece già tu dici no, non è vero, questo ti inibisce la possibilità di scoprire tante cose che magari potrebbero anche interessarti, no?